il compleanno di Diva e i minicuccioli le regalano una bella bicicletta. Diva la porta a casa, ma non sa cosa farne. La osserva pensierosa e poi decide di usarla come attaccapanni. Il giorno dopo Diva è triste perché non sa cosa fare. Accende la TV, ma è ancora più annoiata. Telefona a Holly. Holly le dice che sta per uscire in bici e la invita ad andare con lei. Diva, svelta, toglie tutti gli oggetti dalla bicicletta. Va lungo l'argine del Po a fare una bella pedalata immersa nella natura. Quando torna a casa è molto felice e incontra Cilindro che le chiede perché è così contenta. Lei le risponde: se la noia vuoi scacciare, un bel giro in bici ti può aiutare e le bellezze della natura puoi ammirare. I minicuccioli vanno a giocare al parco e chiamano anche Diva. Ma lei preferisce restare a casa a guardare la TV. Un giorno però si lascia convincere e va a giocare a pallone. Diva ha il ruolo di portiere, ma dopo pochi minuti si sente stanca. Ha preso un gol ed è triste. Si siede sulla panchina e si mette a piangere. Crede di essere ammalata. Non sei ammalata, Le dice Holly. sei solo debole perché fai poca attività fisica. Portatile conferma che l'attività fisica aiuta a prevenire molte malattie e la invita ad andare a scuola in bici ogni mattina. Al pomeriggio, dopo i compiti, va a giocare in cortile. Dopo alcuni giorni si sente già meglio e para tutti i tiri di Cilindro. Se la stanchezza ti vuoi togliere di torno, gioca all'aperto almeno una volta al giorno.